Ciao, siamo nella foresta di Andasibe in Madagascar, nella parte centro-orientale dove c'è una limitata fascia di foresta pluviale, l'ultima appunto di questa grande isola. E abbiamo trovato uno degli animali più difficili da incontrare, devo dire la verità, non l'ho visto io. Abbiamo due esemplari, è uno degli animali più mimetici, è il famoso geco corteccia del Madagascar del genere Uroplatus. Voi ovviamente adesso qui non potrete vederlo, però fidatevi, c'è, anzi ci sono. Qui abbiamo la testa e la coda del primo esemplare che sembra più un pezzo di legno secco. Il secondo esemplare, sempre a testa in giù, c'è la coda che ha un colore proprio da lichene. Ecco, sono proprio animali invisibili, ovviamente è una strategia antipredatoria. Come sapete, i gechi sono animali per lo più notturni, quantomeno questo genere. Per essere più mimetici hanno sviluppato delle sorte di minigonne lungo tutto il corpo che servono ad annullare le ombre. Sono dei lembi di pelle che aderiscono alla corteccia, quindi tu non vedi l'ombra dell'animale e questo appunto fornisce meno indizi ai potenziali predatori. Un adattamento alla vita notturna è la pupilla verticale, che è un sistema per proteggere la retina dell'animale che è molto sensibile, essendo un animale notturno. È l'unica che riesce a chiudersi completamente, a proteggere appunto l'occhio, la parte sensibile.